Eccoci qua, siamo sempre collegati con il professor Marco Magisti, docente di scienza politica all'Università di Padova. Stiamo parlando post-elezioni. Professore, volevo chiederle, il caso De Luca anche è interessante. Lì abbiamo un personaggio, perché bisogna dire che è un personaggio, con delle idee belle forti, provocatorie, non sembrano di sinistra, vabbè, visto anche i suoi passati, è un personaggio più di destra che di sinistra, però tant'è. Molto coriaceo e anche forte come figura, che forse, ecco, in Veneto non avrebbe sortito certi effetti, perché ha un linguaggio anche difficile da conciliare con un carattere diverso rispetto a quello campano, però in quella realtà è riuscito veramente a sfondare, a superare ogni tipo di retorica che ci poteva star dietro. Che considerazioni fa? So che non ha studiato la questione, però secondo lei così, d'impatto, che cosa le viene da pensare? No, È il momento allora, di figure del genere, cioè siamo in una fase storica in cui certe figure molto decisioniste, molto forti, in un modo o nell'altro, hanno più cipiglio che non altre? allora, sì, senz'altro, nel senso, il ruolo della leadership è sempre esistito in politica, su questo non c'è dubbio. Però c'è un dato, nel senso che da quando la TV è entrata in tutte le case, noi sappiamo bene che in TV non ci vanno i partiti, ci vanno le persone. Poi ovviamente le persone militano in un partito, sono Certo. rappresentanti di un partito, ma soprattutto noi vediamo persone ed è una tendenza che prosegue dagli anni 70 regolarmente. Quindi la personalizzazione è un elemento forte. In particolare oggi in società che sono magari frammentate, hanno, come dire, degli elementi anche di forte pluralismo, un elemento unificatore può essere appunto la comunicazione di un leader vincente. Però ecco che, come dire, un leader è tale perché ci sono tanti follower. No? Se uno si ritiene un leader ma di follower non ce ne sono, come dire, è più un problema suo, ecco, non è una condizione di forza. La forza di un leader è di avere tanti follower, cioè tante persone che sono disposte a riconoscersi in lui, sono disposte a riconoscere che ha delle qualità attrattive o che magari mostra nella sua figura molti elementi che possono essere condivisi da tante persone. Lei giustamente fa notare come la leadership di De Luca sia significativamente diversa rispetto a quella di Luca Zaia, ma si rivolgono a due contesti regionali differenti. E allora quel tipo di comunicazione di De Luca è vincente in un determinato contesto, quello di Luca Zaia è vincente in un altro perché è appunto pensato e vissuto per quel contesto lì. Io credo che sia molto evidente anche dall'andamento politico più recente come le culture politiche locali e le diverse tradizioni territoriali del nostro paese non vadano affatto scomparendo. Infatti Quindi volevo arrivare a questo, volevo arrivare a eh, questo. chi pensava anni fa che sarebbero state tutte omogeneizzate, che la globalizzazione significasse necessariamente, come dire, piallare ogni differenza, fondamentalmente ha sbagliato, nel senso che ci possono essere degli elementi appunto di similitudine, delle novità che impattano in maniera, come dire, precisa su tutto, però i modi di adattamento dei vari contesti locali sono ovviamente differenti e alcune tradizioni di pensiero e culture politiche locali cambiano, evolvono sicuramente, ma non necessariamente convergono tra di loro in un indistinto tutto uguale. Questo sicuramente no. In Quindi, più, allora, scusi, no, scherza. sia Zaia che De Luca, tra l'altro, sono molto attrattivi e sono anche a un certo punto trasversali, quindi nascono in un certo schieramento, hanno un profilo politico che comunque è legato alla storia di un partito, a una precisa offerta politica, ma sono in grado di raccogliere fiducia e consenso anche molto al di fuori, diciamo, del bacino del loro partito. Quindi figura di leader che sa interpretare il territorio, trasversale comunque, capacità comunicativa, saper veramente Certo. comunicare, utilizzare i media al di là di tutto, probabilmente anche sul web c'è lo stesso effetto, però in questo caso i media sono stati determinanti, le televisioni locali, però anche secondo me uno spaccato di una società che si sta trasformando e mostra ancor più quell'aspetto di territorialità che alcune parti politiche non vogliono vedere, non accettano, no?
E questo a livello mondiale si sta manifestando sempre più, cioè invece che uniformarci, noi non ci stiamo globalizzando sotto il profilo identitario, ma emergono sempre più nella globalizzazione la necessità di diversificarsi, di avere un codice anche di comportamento e di linguaggio che sono diversi. Sì, ci sono, come dire, la globalizzazione non è un processo monodimensionale per cui tutti diventiamo in qualche modo parte di un insieme perfettamente Indistinto. omologato. No, esistono appunto elementi unificanti, sicuramente elementi cui appunto ci si può riconoscere con grande facilità, perforando i confini. Penso nelle culture giovanili, alcune produzioni dei mass media sono diventate davvero un richiamo che funziona per giovani nelle parti più diverse ovviamente del pianeta stesso. Però ovviamente questo non significa che nei diversi contesti questi stessi fenomeni non siano recepiti e decodificati in maniera differente. Fa parte della ricchezza del mondo, sicuramente fa anche parte della ricchezza del nostro paese, che è un paese che ha ovviamente molto carico di storia, non c'è dubbio. Una storia che tra l'altro è profonda e molto fertile anche nei lunghi periodi preunitari, quindi abbiamo appunto tradizioni differenti, Sì. fanno parte ovviamente del nostro patrimonio, ma vanno chiaramente riconosciute e in qualche modo rappresentate. Quindi Mi pare che sia una tendenza questa, sì. certo. La richiesta di maggiore autonomia da parte di alcune regioni, secondo lei, può essere un elemento importante da non trascurare oppure può essere visto negativamente? Lei che un po' analizza questi fenomeni sociologici, storici, nella loro portata. Io credo che sia un aspetto molto importante, nel senso sia un aspetto sicuramente interessante, nel senso che, no, abbiamo parlato fino adesso, il consenso che ha saputo maturare Luca Zaia in Veneto, beh, si aggrega attorno a determinate parole d'ordine, cioè avrà evocato qualcosa perché nascesse quel tipo di consenso. Bene, una delle parole d'ordine, una delle parole, dei richiami più efficaci che ha sempre utilizzato Luca Zaia è il richiamo all'autonomia. Questo, come dire, emergeva anche nelle prime dichiarazioni fatte dal vincitore stesso che ha richiamato appunto l'autonomia. Ricordiamo anche la volontà appunto di indire il 22 ottobre del 2017 un referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, previsto dalla legge regionale numero 15 del 2014. Ecco, il quesito era molto chiaro anche all'epoca, proprio ricordo cosa c'era scritto sulla scheda elettorale: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di Certo. autonomia. Bene, su 4 milioni abbondanti di elettori, quella volta si sono recate le urne 2.328.949 cittadini, quindi il 57,2%. E hanno votato sì per il 98,1% di coloro che sono andati alle urne, quindi più di 2.273.000 cittadini. Che ci sia una risposta positiva all'evocazione Certo, dell'autonomia da parte di è Luca Zaia, indubbio. in Veneto mi pare che sia abbastanza evidente. Il risultato è maggiore rispetto al consenso che aggrega Zaia, cioè, quindi è una richiesta che è stata in qualche modo molto recepita, fa parte proprio della cultura politica profonda del Veneto. Quindi l'ha colta, l'ha codificata. Una battuta di chiusura, professore. Cosa aspettarsi adesso? Adesso vedremo, nel senso che vedremo che cosa succederà. Questo, il risultato elettorale, se non vediamo solo il Veneto, lo vediamo nel complesso, appunto, esclusa la Val d'Aosta, le altre 6 regioni hanno avuto un sostanziale pareggio, un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra. L'idea di una spallata del centrodestra al governo, un po' impropria, perché poi le regionali non sono subito politiche, però era un'idea che portava con sé una forte aspettativa che non si è verificata, quindi potrebbe esserci una stabilizzazione a livello dell'esecutivo per quanto riguarda il prosieguo della legislatura. E questo quindi vedremo se, come sarà questa azione di governo, se sarà in grado di mettere in campo quindi un'offerta politica in grado di rivaleggiare con un centrodestra che resta comunque in vantaggio sostanzialmente. Certo. E qua in Veneto vedremo appunto come proseguirà questo discorso relativo all'autonomia. Alcuni passi sono stati fatti già nella legislatura precedente, vedremo appunto come proseguirà questo confronto tra una regione Veneto che esprime questa volontà e appunto lo Stato centrale che deve dare delle risposte. Chiarissimo.
Professore, la ringrazio moltissimo del suo intervento, ci aggiorneremo qualora ci fossero altre situazioni da analizzare insieme, le auguro un buon proseguimento di serata, voi cari telespettatori restate con noi, abbiamo la pubblicità e poi abbiamo un altro approfondimento in studio. Tra poco.